Palermo contro la dispersione scolastica scende in campo una preside. Aderisce alla Democrazia Cristiana la prima eletta al Consiglio Comunale di Caltanissetta. Una settimana di festa a Cammarata in onore di San Giovanni Bosco, il santo dei giovani. Un molo rischia di collassare. Riunione del Consiglio Comunale dopo la pausa estiva. Perde la Fortitudo in Supercoppa. Benvenuti su TVA Notizie. Tempo di scuola e tempo anche di fare i conti con la dispersione scolastica che si può comunque combattere. Vediamo come. Lei è riuscita a ridurre sensibilmente la percentuale della dispersione scolastica in un quartiere particolare come quello dello Osperone, dal 27% all'1%. Come ci è riuscita, Preside? Intanto ci siamo riusciti perché siamo una squadra formata da insegnanti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, ma anche i nostri bambini e le nostre bambine e i loro genitori. Quindi è un lavoro di squadra fatto in 10 anni. È fatto però con perseveranza, questo è sicuramente l'elemento più forte, cercando di creare alleanze. Alleanze che non si sviluppano soltanto all'interno delle aule ma proprio con il quartiere, diventando piazza di quartiere, parlando di un riscatto, di un risveglio del quartiere, del rispetto dei diritti di cittadinanza, innanzitutto dei più piccoli e delle più piccole che non sono cittadini del domani ma sono cittadini dell'oggi, e facendo riconoscere la scuola come un diritto e non come un dovere. E questo cambia tutto, perché cambia il punto di vista, cambia l'approccio, si comprendono anche delle misure forti che negli anni abbiamo dovuto fare. Esempio? Ma per esempio le segnalazioni ai servizi sociali o al Tribunale per i minorenni quando era necessario, ma abbiamo provato, prima di fare queste azioni assolutamente obbligatorie, abbiamo provato a lavorare proprio con un'operazione sartoriale su ogni bambino, su ogni bambina e soprattutto sui loro genitori, qualche volta andandoli a prendere anche a casa. Anche a me, come a tanti altri docenti, è capitato di andare a casa a sollecitare la frequenza scolastica, a parlare e far rendere conto alle persone, soprattutto a coloro che non hanno avuto questa fortuna quando erano bambini, che la scuola è un diritto inalienabile e che è uno strumento di cui i nostri bambini e le bambine non possono essere privati, ne va delle loro prospettive. Merito al decreto Caivano, cosa pensa? C'è qualcosa da aggiungere? Cosa adotterebbe lei? Allora, ovviamente per quanto riguarda questo decreto bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono troppo frammentarie le notizie che arrivano a seguito della conferenza stampa. È bene leggere con attenzione quello che prevede questo decreto. Ovviamente lo osserveremo. Dalla mia esperienza personale, ma questo anche nel contrasto alla criminalità organizzata in un quartiere così infiltrato, se vogliamo, come il quartiere Esperone, non si può operare soltanto con la repressione, ma bisogna operare anche dal punto di vista culturale. Questi sono processi lunghi, faticosi, ma bellissimi e che possono portare a un cambiamento. Politica. Prima eletta in Consiglio Comunale a Caltanissetta, aderisce alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Si tratta di Matilde Falcone. Grande manifestazione a Caltanissetta per l'adesione di Matilde Falcone, consigliere comunale tra più votati in città. Presenti per l'occasione Totò Cuffaro e l'assessore alla famiglia Nuccio Albano. L'adesione di tanta gente all'ADC sta creando problemi ai vari alleati che vedono un'ascesa troppo repentina del partito di Cuffaro. La Falcone viene dal partito della Meloni, così come tanti altri consiglieri
arrivano da altri soggetti politici. Al momento sono 39 i consiglieri comunali siciliani che hanno sposato il progetto della DC, un partito che cresce giorno dopo giorno, anche in vista del prossimo impegno europeo. Intanto il prossimo 16 a Palermo si terrà il congresso regionale. Noi siamo felici che sia stata tra le più votate, ma non l'abbiamo scelto e non ci siamo scelti perché è la più votata. L'abbiamo scelta perché sappiamo che le cose in cui crediamo, che vogliamo far crescere, che vogliamo far valere i nostri valori, vengono condivisi, custoditi e portati avanti. Questa è la scelta comune che abbiamo fatto. Quindi la Democrazia Cristiana cresce con un consigliere comunale importante elettoralmente, ma è importante soprattutto dalla valenza valoriale, perché noi diamo la precedenza a far crescere e a far vincere le cose che contano. Queste cose insieme le condividiamo, ecco perché siamo qui per la consigliera Falcone. È una Democrazia Cristiana che si avvia anche al congresso. È una Democrazia Cristiana giovane e una Democrazia Cristiana donna. Abbiamo sempre più donne che partecipano alla vita democratica del nostro paese e facciamo un congresso dove ci sarà una grande partecipazione di delegati e di ospiti, dove ci sarà una grande presenza giovanile e femminile, e facciamo una Democrazia Cristiana che abbia la voglia di continuare a lavorare e la passione per poterlo fare, perché abbiamo detto sin dall'inizio che deve essere un partito nuovo, non soltanto anagraficamente lo stiamo dimostrando, ma anche perché un partito che non vuole commettere i tanti errori che pur nel passato io e la Democrazia Cristiana abbiamo fatto. Consigliere Falcone, come mai la scelta di aderire alla Democrazia Cristiana? È veramente importante per me questa giornata e non è un problema di come mai, perché la mia famiglia, tutti democristiani sono stati. Papà è stato segretario della CISL per tanti anni, segretario regionale anche della CISL, amico di tanti democristiani. Ero io che un po' mi ero allontanata, ma il mio cuore comunque è sempre vicino alla Democrazia Cristiana, è sempre stato. È una scelta di cuore e di cervello, una scelta di cuore perché mi sento molto vicina al presidente Cuffaro, che è una persona straordinaria, una persona, no, ma mi permetto di dirlo, sempre vicina alla gente, perché la politica è missione è fare il bene comune, questo è il mio motto, lo è sempre stato. Io sono una persona che molto spesso lavora in silenzio, non fa propaganda, ma si occupa dei problemi della gente. Sono presidente di 2 commissioni consiliari, cosa che non è mai successa, presidente della commissione sanità qui al comune e degli atti amministrativi, commissione trasparenza. Per tale motivo lavoriamo tanto per quanto riguarda la sanità. Sappiamo bene che i problemi sono tanti, ma io e la mia commissione, preferisco dire così, perché anche se è composta da tutte forze politiche diverse, siamo uniti per il bene della gente e portiamo avanti tante audizioni, portiamo avanti tanti progetti per aiutare le persone. Abbiamo problemi con le liste d'attesa, è inutile dire, ma non è questo il momento di parlare. Oggi è il momento della gioia, è il momento della partecipazione, c'è tanta gente, c'è la nostra amica carissima Nuccia Albano che sta lavorando tanto alla regione per quanto riguarda le politiche attive del lavoro. Io mi occupo di politiche attive del lavoro tra le altre cose, e quindi è un momento di gioia. Da oggi a Caltanissetta la Democrazia Cristiana c'è, è forte, sarà sempre di più, perché ci impegneremo tanto, uomini e donne, ragazzi, giovani, perché ci sono anche tanti giovani che si stanno avvicinando, perché ci sono delle competizioni elettorali importanti, si vota per le amministrative l'anno prossimo, probabilmente si voterà per la provincia, e quindi noi contiamo di esserci e di portare i nostri amministratori al partito alle prossime amministrative, ma non perché abbiamo il vezzo di avere consiglieri comunali, mi permetto Totò, o le bandierine da mettere, non è questo il senso. Il senso è avere delle persone, dei consiglieri eletti che sono a servizio del popolo, e io sono a servizio del popolo. Ecco perché ho scelto Totò, perché Totò con Nuccia, con tutta la classe dirigente della Democrazia Cristiana è a servizio del popolo. Assessore Albano, un progetto credibile quello di Totò Cuffaro della Democrazia Cristiana?
Io ci ho creduto subito, a parte che io sono una democristiana di sempre, convinta. Al minimo cenno del Presidente c'è stata subito la risposta, perché è un partito in cui credo, in cui i valori più importanti appunto sono la famiglia, i figli, i fragili, le persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Non per niente sono felice veramente di avere la delega all'assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, perché mi dà grande soddisfazione, nel senso che mi posso spendere proprio per gli ultimi, che è veramente la filosofia del nostro partito. Come diceva la collega che mi ha preceduto, io ci credo, come diceva Platone, il politico nell'accezione più etica della parola deve essere servitore del popolo, cioè noi dobbiamo ascoltare, impegnarci, lavorare, non tutto si può raggiungere presto, subito, o non si può raggiungere talvolta perché si chiedono delle cose che non possono essere realizzate, ma il nostro deve essere l'ascolto, stare vicino alla gente, perché un sorriso, una parola, una stretta di mano al cittadino riempie il cuore. Sono terminati i lavori di ripristino della voragine che aveva interessato il piazzale di una scuola. Arturo Cantella. Sono stati conclusi entro i tempi prefissati e prima dell'inizio della scuola gli interventi di ripristino della voragine formatosi nel mese di febbraio scorso nel piazzale del plesso Federico II dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini al Villaggio Mosè. Avevamo preso un impegno, afferma l'assessore Gerlando Principato, di procedere con urgenza, indagini, ispezioni. Abbiamo così verificato le cause che hanno indotto il cedimento e lo svuotamento del manto stradale. Si è proceduto dapprima con la pulizia del canale naturale esterno al perimetro della scuola, recettore finale del sistema della raccolta delle acque, oggetto di intervento, e poi è stato ricostruito lo scarico delle acque bianche e ripristinato il manto stradale ceduto. Un plauso va agli uffici dell'edilizia scolastica e responsabili del geometra a letto, sottolinea l'assessore Principato, che sono riusciti in tempi brevi all'avvio dei lavori per la messa in sicurezza e far rientrare nella normalità l'uso del piazzale da parte della scuola prima della ripresa delle attività didattiche. L'attenzione, conclude l'assessore al comune di Agrigento Principato, si sposta adesso alla sistemazione della palestra del plesso Federico II, al momento non disponibile a causa delle infiltrazioni dell'acqua, a cui si aggiungono altri interventi di messa in sicurezza degli impianti elettrici. Abbiamo ottenuto così un finanziamento su cui ci stiamo lavorando e contiamo di appaltare i lavori entro fine settembre. Questa è un'altra sfida che si presenta per restituire alla scuola la possibilità di esercitare l'attività sportiva anche al chiuso. Dopo la pausa estiva si è riunito a Favara il Consiglio Comunale. I dettagli con Giuseppe Moscato. È tornato a riunirsi dopo la pausa estiva il Consiglio Comunale di Favara, convocato in sessione ordinaria dalla Presidente Miriam Mignemi. I consiglieri sono stati chiamati ad approvare i bilanci consolidati degli esercizi finanziari degli anni 2016 e 2017. Un'approvazione avvenuta praticamente senza alcuna discussione, trattandosi di una presa d'atto in quanto i bilanci consolidati, redatti sulla base di quanto previsto dall'allegato 4 del decreto legislativo numero 118 del 2011, rappresentano a carattere consuntivo il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Comune riferito a quell'anno. I consiglieri comunali hanno approvato successivamente il punto inserito a carattere d'urgenza relativo alla integrazione della delibera del Consiglio Comunale, la numero 24 del 2023, sulla proposta di impegno a promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso costituzioni di comunità di energia rinnovabile e solidale. I consiglieri hanno proposto ed approvato un emendamento che impegna il Consiglio Comunale sulla scelta delle 3 comunità energetiche previste. La seduta, stranamente, è caduta per mancanza di numero legale. Quasi tutti i consiglieri comunali, infatti, hanno abbandonato l'Aula al momento della trattazione delle mozioni ed interrogazioni da loro stessi presentati, che erano inserite all'ordine del giorno.
Tra gli argomenti delle mozioni, l'adeguamento del servizio ASACOM, la salvaguardia dei terreni incolti per la prevenzione degli incendi, il numero delle sanzioni relative al conferimento inadeguato dei rifiuti ed infine la gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità, affidati in gestione alla Regione Siciliana, agli enti territoriali e ad altri organismi operanti nel territorio del Comune di Favara. Cammarata festeggia San Giovanni Bosco per un'intera settimana. Domenica alla Matrice c'è stata la benedizione degli studenti e del personale scolastico e in serata la processione alla quale hanno partecipato, come vuole la tradizione, molti giovani. San Giovanni Bosco è venerato grazie ad un comitato che si impegna senza soste per realizzare la festa di settembre. Venerdì al Largo dei Pini verrà benedetta una statua del santo donata dalla famiglia Azzarello Losardo. Sabato è in programma la degustazione del cannolo siciliano e uno spettacolo musicale. Ricca di appuntamenti la giornata conclusiva, domenica 17 settembre. Alle 20 verrà celebrata una messa solenne presieduta da Don Alberto Anzalone, delegato regionale per la pastorale giovanile salesiana. A seguire la processione del simulacro. I giochi d'artificio chiuderanno l'edizione 2023, arricchita dalla banda musicale locale Vincenzo Bellini. Nel corso degli anni, a seguire lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco, è stato Don Mario Albanese, arciprete emerito di Cammarata, guida dei tanti giovani che hanno frequentato l'oratorio e che da adulti adesso fanno parte del comitato. La figlia di Matteo Messina Denaro, Lorenza Alagna, porterà il cognome del padre, ovvero Messina Denaro. La figlia di Matteo Messina Denaro, Lorenza Alagna, mentre le condizioni del padre si aggravano, ha deciso di prendere il suo cognome. Sarà dunque Lorenza Messina Denaro. Lorenza è nata dalla relazione dei boss di Cosa Nostra con Franca Maria Alagna nel dicembre del 1996 e in questi giorni ha chiesto e ottenuto di portare all'anagrafe il nome del padre, Messina Denaro.
Aveva già dato il suo assenso dal carcere dell'Aquila, dove è stato recluso in regime di 41 bis, a seguito dell'arresto avvenuto a Palermo lo scorso gennaio. L'atto notarile per il cambio di cognome della figlia è stato già firmato dal padre e autorizzato dall'autorità giudiziaria. Adesso dovrà essere trasmesso all'anagrafe per la registrazione. Lorenza, a sua volta mamma di un bambino di 2 anni, sostituirà integralmente il cognome della madre. Un rapporto tra loro che non è stato mai sereno, almeno fino a questo momento. In uno dei pizzini trovati nella casa della sorella del boss Rosalia, detta Rosetta Messina Denaro, si lamentava della distanza tra lui e la figlia, che negli anni non lo avrebbe voluto incontrare. In realtà, sin da bambina, la 27enne aveva vissuto con la famiglia del capomafia, ma a 18 anni aveva deciso di rompere i rapporti e spezzare le catene con il padre, che non aveva accolto con favore la ribellione. Mai e poi mai la vorrò ricevere, aveva affermato Mattia Messina Denaro. Da fare mediatore tra Mattia Denaro e la ragazza pare sia stata la cugina Lorenza Guttadauro, avvocato del capomafia. Quando Lorenza aveva infatti espresso il desiderio di riconciliarsi con il padre, lui si era opposto al punto di negarle le visite, finché non è intervenuta la Guttadauro, che ha fatto da mediatore. Ad aprirla la 27enne ha varcato le porte del carcere e incontrato il padre, a cui ha fatto conoscere anche il nipote. Un molo di Porto Empedocle rischia il collasso. Vediamo perché. Mariamico di Agrigento interviene con un suo comunicato stampa e un video forniteci sulle condizioni della battigia frangiflutti del porto di Porto Empedocle, affermando come negli scorsi anni è stata realizzata una inutile e dannosa colmata a mare, dove ancora oggi, dopo diversi anni dall'inizio dei lavori, si cerca di capire cosa farci. Ora addirittura, secondo Mariamico, si torna a parlare della grande opera del rigassificatore, ma intanto il castello di cartone va in malora a causa dei lavori fatti senza scrupoli da imprese quantomeno scorrette e tecnici compiacenti. Si assiste infatti allo sgretolamento dei massi in conglomerato cementizio collocati in modo scriteriato nella parte terminale della mantellata di ponente della sopra richiamata colmata, come vediamo dalle immagini. I massi che avrebbero dovuto proteggere la colmata, costata tantissimi miliardi delle vecchie lire, oggi per difetto dell'aggregante cementizio si sgretolano per l'effetto dei vortici che si creano nella parte della testata della mantellata, che penetrano dentro i massi artificiali erodendoli dall'interno anche attraverso il fenomeno della carbonatazione. In questo modo si diminuisce il peso dell'ammasso, portandolo al collasso e facendo mancare la funzione di difesa della colmata. Insomma, conclude Mariamico, anziché avere massi pesanti di conglomerato cementizio a difesa della colmata, ci troviamo di fronte a dei bignè di pasta cementizia. 2 giorni a Messina dedicati alla tecnologia con la presenza di importanti industrie. La città si prepara a vivere il Sud Innovation Summit. Perché è importante questa attività per Messina? È importante innanzitutto perché è una novità e come tutte le novità deve essere accompagnata sicuramente dall'entusiasmo di chi è riuscito, e non parlo solo dell'amministrazione ma anche dell'organizzazione, la persona del dottore Ruggeri, tante realtà tecnologiche a Messina. Quindi per la prima volta da Microsoft, Expedia, Booking, Alibaba, Unicredit, Banca Generali, ci saranno i CEO di queste grandi società che verranno nella nostra città a parlare della loro esperienza, a farsi conoscere dal tessuto non solo imprenditoriale ma soprattutto cittadino. Io mi auguro che anche i ragazzi, abbiamo fatto una grande apertura con le scuole, possano ascoltare quelle sono le esperienze, perché per la prima volta il mondo imprenditoriale è venuto a Messina, verrà a Messina, conoscerà la città e questa è una grande occasione. Il rilancio del lavoro in questa città non passa solo dalle aziende che aprono e creano posti di lavoro, ma anche da un'idea imprenditoriale diversa. Io quello che sto cercando di far capire a tutti, ma non lo devo fare io, è invitare a comprendere come il mondo dell'imprenditoria è cambiato e dobbiamo essere noi che dobbiamo intercettare queste realtà che poi dovranno attecchire nel territorio. Questo evento come si può collegare anche con le prospettive future, la realizzazione del Lab dello Stretto per esempio? Ma non c'è dubbio, innanzitutto è un evento tecnologico che si svolgerà su 3 grandi filoni in cui si parlerà anche di turismo 3.0, quindi sul turismo, sull'enogastronomia stiamo puntando molto. Abbiamo Lab tecnologico, sono partite le fasi propedeutiche alla demolizione, abbiamo una grande sfida che è il piano
integrato di ambito urbano nella zona che va dal Cavalcavia a Gazzi, per intenderci, che dovrà essere rivalutata. Io sono convinto che chi verrà qua vedrà quello che può essere una prospettiva di crescita non domani, ma in una Messina che si sta costruendo. Polizzi Generosa, comune in provincia di Palermo, accoglie una famiglia di profughi afghani. Vediamo. Questa è una prova importante per noi perché accogliamo il primo nucleo di migranti, profughi, richiedenti asilo che lo Stato ci ha assegnato, perché arrivano direttamente dalla presenza del Consiglio dei Ministri con il corridoio umanitario. È una famiglia afghana e quindi è arrivata ieri da Kabul, in realtà dall'Iran, però dall'Afghanistan attraverso un volo militare. Il progetto nasce all'interno del bando che l'anno scorso, durante l'emergenza ucraina, il governo ha emanato per l'accoglienza. Noi abbiamo partecipato, in un primo momento i posti a bando erano 1000, siamo stati idonei in graduatoria, poi con l'emergenza afghana, fra l'altro, l'hanno in estate ampliato fino a 8000 posti e noi siamo stati inseriti dentro. In realtà lo pensavamo da tempo di fare un'iniziativa del genere, il progetto è quello che il governo nazionale promuove come sistema di accoglienza e integrazione, sistema ordinario. In genere quando parliamo di immigrazione pensiamo agli sbarchi e quindi all'emergenza. In realtà c'è l'altra parte dell'accoglienza che riguarda invece i richiedenti asilo, i profughi che hanno già lo status dei rifugiati e i quali sono accolti nelle comunità locali in progetti come questi che si sviluppano proprio per integrarli dentro il contesto sociale. Attraverso un incontro che proprio la rete delle comunità solidali ha fatto qui a Polizzi, abbiamo incontrato il sindaco e abbiamo discusso di accoglienza, di progetti di accoglienza, e lui ha detto: perché non proviamo a farne uno anche qua. In contemporanea, a distanza di poco, è partita l'emergenza ucraina, seguita poi dall'emergenza Afghanistan, quindi c'è stata la possibilità di far partecipare il Comune ad un bando del Ministero dell'Interno per praticare l'accoglienza e così si è proceduto. Io credo che i piccoli borghi si prestino molto di più a fare l'accoglienza, perché a differenza delle grandi città si avverte di più un senso di comunità, sono più facili le relazioni interpersonali, è più facile conoscere il panettiere, il macellaio, il maestro di scuola di mio figlio, il vicino di casa, e quindi credo che i piccoli borghi si prestino maggiormente, soprattutto se l'accoglienza fatta è un'accoglienza diffusa, quindi non tante persone accorpate in grandi strutture che poi rischiano di diventare dei ghetti, ma come si fa qui a Polizzi, delle case affittate in giro per il centro storico del paese, per cui le persone vivono normalmente la quotidianità a contatto con i vicini che imparano a conoscere, il figlio del vicino gioca con il figlio del migrante che è arrivato, e in questo modo si creano delle relazioni che facilitano tutto quanto. Ovviamente noi affiancheremo questi processi attraverso un'equipe multidisciplinare che abbiamo già costituito e assunto, di persone del luogo con diverse professionalità, interpreti, operatori legali, assistenti sociali, psicologi, operatori sociali, insegnanti di italiano e quant'altro, per favorire questo processo. Una grande sfida per Polizzi, una sfida accettata, che è quella della solidarietà. Una solidarietà che si aggiunge alla generosità del nostro comune, una caratteristica innata ai poliziani e che oggi finalmente vede Polizzi e un cambiamento di Polizzi. Polizzi da piccolo comune che diventa comune accogliente, che diventa comune nobile e che comporterà tutto questo una crescita sociale, economica e culturale. E adesso ascoltiamo Suor Maria Agnese Ciarrocco, superiora delle Suore Morinelliane. Madre, la celebrazione per l'inaugurazione dell'anno giubilare si è appena conclusa, una festa straordinaria con tante significative parole arrivate dal Vescovo di Agrigento e poi questo parco meraviglioso. Sì, davvero è un dono per la città di Licata, perché rappresenta un pezzo di storia di Licata, e poi la bellezza è che noi, vita religiosa, possiamo interagire con la vita sociale. Loro vengono a visitare, noi interagiamo insieme a loro e insieme costruiamo e abbelliamo la città di Licata. E poi c'è questa possibilità importante concessa da Papa Francesco di lucrare l'indulgenza per tutto l'anno del Giubileo visitando la vostra cappella. Sì, assolutamente, è davvero un momento di spiritualità forte, perché si manifesta, come ho detto altre volte,
questa bontà, questo amore di Dio per noi, e quindi chi vuole assolutamente basta cliccare il pulsantino Suore Morinelliane e la porta e la chiesa dove si può lucrare è aperta, e quindi venire a porre le proprie intenzioni al Signore. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Si è concluso ad Alcara Lifusi, in provincia di Messina, l'evento Nebbro di Gusto. C'è il servizio. Ha preso il via ad Alcara Lifusi Nebbro di Gusto. La manifestazione si è svolta nel fine settimana del 9 e 10 settembre e seguiranno altri 2 appuntamenti, quello del 16 e 17 settembre, nell'antico paese situato sui Nebrodi. Area centrale dell'iniziativa è la Piazza del Gusto, la scenografica Piazza San Nicolò Politi, che si trova nel cuore del borgo ed è dominata dall'imponente conformazione rocciosa dolomitica che sono le magnifiche Rocche del Crasto. L'evento mette in vetrina il meglio dell'agroalimentare delle 9 province siciliane, eccellenze e tipicità della nostra straordinaria filiera agroproduttiva, per rappresentare le strade del gusto della Sicilia. Numerosi gli eventi del gusto in programma insieme a produttori ed esperti di settore e alcuni dei migliori maestri del gusto siciliani. Il programma della manifestazione prevede presentazioni ed esposizioni delle eccellenze e tipicità della Sicilia, degustazioni guidate delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche siciliane, workshop, convegni, incontri di settore, talk show, live cooking e tanti altri eventi speciali. A far da cornice a Nebbro di Gusto è la cosiddetta Piazza del Gusto, un appuntamento imperdibile tra eventi del gusto, degustazioni, presentazioni dei migliori prodotti dell'isola, iniziative ed incontri per valorizzare i sapori siciliani con alcuni tra gli chef siciliani più rinomati che incontrano direttamente il pubblico in un contesto unico. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, dal Comune di Alcara Lifusi e partner privati che sostengono questa iniziativa. E torna ad Alcara Lifusi Nebbro di Gusto. Siamo qui nel salotto di questo borgo Alcara Lifusi che ospita queste 4 giornate di Nebbro di Gusto. Ecco, quest'anno abbiamo il piacere qui ad Alcara di avere la seconda edizione di Nebbro di Gusto. Dopo il successo dell'anno scorso, anche quest'anno stiamo cercando di continuare nell'ottica e nell'azione di valorizzazione delle eccellenze siciliane, le eccellenze dell'agroalimentare, e quindi questo evento lo abbiamo qualificato come un evento, non una semplice sagra, a noi non interessa la sagra, ma è un evento di qualità nel quale i produttori presentano i loro prodotti, spiegano tutte le qualità dei prodotti organolettiche e quant'altro, e poi abbiamo degli chef di altissimo livello che appunto il prodotto base, il prodotto della terra agroalimentare o il prodotto della zootecnia siciliana viene trasformato da loro, viene trasformato in dei piatti che vengono dedicati appositamente all'edizione di Nebbro di Gusto 2023. Quindi sono dei piatti unici mai fatti prima d'ora, ed in questo modo noi cerchiamo di fare veicolare un messaggio veramente importante nel bellissimo borgo di Alcara, che è quello che in Sicilia abbiamo tantissimo turismo, e il turismo è un elemento essenziale per la crescita del nostro tessuto economico e può essere anche legato ai prodotti dell'agroalimentare e all'enogastronomia. Proprio dietro le sue spalle si svolgeranno gli show cooking? Assolutamente sì, questo è il Salotto del Gusto, questa è la piazza centrale di Alcara, è la piazza San Nicolò Politi, ed è il luogo in cui praticamente tutti i cuochi si esibiranno in queste giornate con i loro momenti di show cooking, e poi provvederemo anche alla distribuzione dei piatti che loro realizzeranno. Ai nostri microfoni l'assessore Luca Dottore, stiamo entrando nel vivo di questa manifestazione, abbiamo visto l'apertura con il salottino, ma adesso vediamo già dietro le nostre spalle chi sta preparando lo show cooking. Sì, esattamente, stasera serata inaugurale di questi 2 weekend all'insegna del gusto e dei prodotti tipici della Sicilia. Sì, dietro già si stanno preparando, stasera abbiamo una dimostrazione del caseificio Safoga di San Teodoro, e poi seguiranno Nato Amicale per una degustazione salata e Cono Serio per una degustazione dolce.
Sono 4 giornate ricche con tante iniziative, quindi avete inserito tanti elementi per rendere speciale questa seconda edizione di Nebro di Gusto. Sì, esattamente, abbiamo inserito tanti elementi sempre di qualità, sempre prodotti tipici della Sicilia, questa terra che offre tantissimo dal mare alla montagna. L'onorevole Ida Carmina è intervenuta alla Camera dei Deputati sul rendiconto amministrativo e sul bilancio dello Stato. Presidente, colleghi, Governo, il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è il documento attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione di bilancio. In buona sostanza è il momento in cui il popolo sovrano esercita tramite i rappresentanti eletti il controllo su come ha operato un governo. Va precisato però che oggetto di esame è il rendiconto relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2022, cioè in soldoni oggetto del rendiconto è la manovra finanziaria del 2022, cioè quella relativa prevalentemente al governo Draghi, e le misure finanziariamente autorizzate con la legge finanziaria del 2022. Una legge che confermava e prorogava le principali misure del governo Conti, e questo consente una verifica oggettiva, una parola di verità rispetto al ciarpame di falsità propagandato dal governo su fantomatici buchi di bilancio, disastri finanziari e via enumerando. Mi riferisco in particolare al reddito di cittadinanza e al superbonus, misura fatta oggetto di una vergognosa campagna di ingiusta criminalizzazione. Vengono in evidenza le risultanze, vediamo dov'è questo buco causato e questo disastro causato dal superbonus. Il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2022, ribadisco 2022, mostra un generale miglioramento di tutti i saldi della gestione di competenza, sia rispetto alle previsioni definitive. E questo non lo attesta Radio Movimento 5 Stelle, lo attesta la relatrice, l'onorevole Lucaselli, in sede appunto alla relazione che accompagna questa legge di approvazione del rendiconto. Nel dettaglio, semplificativamente, il saldo netto da finanziare, cioè la differenza fra entrate finali e spese finali, presenta un miglioramento pari a circa 72 miliardi. Le previsioni iniziali indicavano un valore di meno 201 miliardi, invece il valore indicato nel rendiconto è di 126,6 miliardi di euro. È facile la sottrazione, quindi c'è stato un miglioramento. Il risparmio pubblico si attesta nel 2022 a più 25,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 90,6 miliardi di euro rispetto al 2021, in cui era effettivamente meno 64 miliardi, quasi 65. Risultato dovuto a due fattori: una lieve riduzione delle spese, meno 12,3 miliardi, ma soprattutto all'aumento delle entrate correnti, più 78 miliardi di euro. In totale un miglioramento di 81,5 miliardi in confronto alle previsioni iniziali. Ora mi chiedo, ma il buco, il disastro causato dal superbonus dov'è? Ce lo volete fare vedere? Perché qua noi vediamo un netto miglioramento della situazione complessiva ed economica e finanziaria. Il superbonus semmai ha dimostrato una cosa che oggi ammettono tutti: se aumenta la crescita aumenta il PIL, aumentano le entrate dello Stato e diminuisce il rapporto debito-PIL, e dai documenti del rendiconto emerge che le entrate sono aumentate da IRES, imposta sui redditi delle società, per il 40%,
un aumento legato all'aumento del numero delle imprese, visto il rilancio del settore edile, che ha visto la nascita di nuove imprese, ha visto l'affermazione di imprese che prima erano ferme sull'orlo del fallimento, e l'emersione del nero e versamenti correlati, perché in virtù del superbonus tutto doveva essere documentato, se no non si aveva accesso ai finanziamenti. E entrate da IVA del 14, una maggiorazione del 14,8% e da IRPEF del 5,6%. Quindi è assodato che una politica di investimenti espansiva aumenta e fa progredire finanziariamente l'Italia, certamente non crea buchi. Siamo alla pagina sportiva. La Fortitudo Agrigento perde la prima partita di Supercoppa. Non ce l'ha fatta la Fortitudo Moncada alla sua prima contro la squadra del Nardò per il turno della Supercoppa LND. La squadra, diretta dal nuovo coach Damiano Pilot, nonostante l'impegno profuso durante la partita, ha dovuto cedere le armi alla squadra ospite, più strutturata nel gioco e più completa nel suo insieme. La gara ha visto la vittoria della squadra pugliese per 64-57. La partita è anche servita però per fare il punto sulle condizioni della Fortitudo, un test insomma prima del nuovo inizio del campionato. Intanto la prossima gara sarà con la forte squadra del Trapani. Allora, penso che sia stata una partita in cui si è visto un pochino quello che è la nostra squadra. Abbiamo iniziato molto bene perché eravamo sostenuti da una freschezza e tante energie, quindi abbiamo iniziato a ritmo altissimo, che è quello che vogliamo fare. Poi chiaramente nel corso della partita, andando avanti con i minuti, è cominciata a salire la stanchezza in un clima comunque effettivamente molto molto caldo e umido. Qualche ragazzo ha avuto problemi di crampi e tutto quanto una conseguenza di questo. Abbiamo perso un po' di energie e lì effettivamente anche le rotazioni un po' accorciate che abbiamo in questo momento si sono fatte sentire. Io oggi ho chiesto ai ragazzi una cosa nello spogliatoio, che era l'atteggiamento. L'atteggiamento l'abbiamo avuto buono all'inizio, abbiamo anche quasi rimesso in piedi una partita che poi si va a spegnere, come spesso capita, su un episodio che è lo 0-2 ai tiri liberi e il rimbalzo d'attacco concesso a Nardò. Quindi di questo sono soddisfatto, perché non è facile andare sotto, riprenderla, soprattutto in questo momento con questi carichi. Non sono assolutamente soddisfatto di quello che poi ha compromesso la partita, ovvero l'inizio del terzo quarto, ma diciamo il terzo quarto in generale, dove prendiamo un break da loro e finiamo con un fallo di squadra. Questo non è ammissibile, perché vuol dire che siamo mancati di intensità e di energia. Quello mischiato alle palle perse hanno creato un gap che poi, come ti dicevo, l'abbiamo anche provato a recuperare, però non siamo arrivati per un dettaglio. Però sono abbastanza onesto nel dirti che avrei fatto un discorso molto simile a prescindere dal risultato, perché se in questo momento guardiamo il risultato di Supercoppa al 9 di settembre sarebbe un pochino una follia. C'erano da vedere delle cose, alcune positive ne ho viste. Sicuramente ho visto delle cose che non mi sono piaciute e ripartiamo in palestra da dopodomani, perché comunque arriva Trapani, un altro test molto molto provante contro una delle migliori squadre del campionato, e vediamo di fare un passo avanti da tutti i punti di vista. In piena preparazione il fatto che siano mancati Meluzzi e Sperduto può aver inciso sulla partita? Assolutamente sì, io penso che qualunque persona che segue questo sport può capire che ci sono assenze, e ci sono state anche da parte loro, sicuramente sarei ipocrita a non dirlo, però poi ognuno sa quanto determinati giocatori pesano per la propria squadra. Noi è chiaro che l'assenza di Davide in una partita come quella di oggi, dove negli occhi ho tante palle perse nella gestione della palla, nel ball handling, è sicuramente il primo punto di riflessione che facciamo, quindi è mancato tanto. E Alessandro stesso è un ragazzo che comunque ci può dare anche quel canestro un po' estemporaneo, quindi sono mancati, però è normale, in questo momento si sta lavorando tanto, ci sono stati 2 problemi fisici, chiaramente nessuno di noi vuole rischiarli adesso, perché non ci serve adesso vincere una partita, ci servirà il 1° di ottobre e quindi li recuperiamo e li rimettiamo nelle migliori condizioni per allenarsi e dare una mano alla squadra. Come giudichi la prestazione degli americani? Allora, giudico, quella di Dwayne sicuramente non è stata una prestazione positiva, l'ho visto molto condizionato. Non sono una persona
critica che solo negativamente, no? Io credo che questi ragazzi, che sono molto giovani, sono arrivati oggi, è la prima partita contro una squadra di questo campionato, tra l'altro contro una squadra come Nardò che mi ha fatto un'ottima impressione, un roster molto grosso fisicamente, e questo è il loro primo impatto con questa fisicità, quindi ci sta che possa essere ancora da decifrare per loro come funziona il livello fisico di questo campionato. Certo, per quanto riguarda l'atteggiamento, non possiamo, ho detto adesso ai ragazzi una cosa nel centro del campo, non possiamo essere certo la squadra che si nasconde dietro un alibi, assolutamente no. Se c'è un problema lo risolviamo sbattendoci il triplo, però dai, cioè, se oggi fosse tutto perfetto ci sarebbe qualche problema, cioè, mi verrebbe qualche dubbio sul futuro del campionato, quindi mi prendo anche le problematiche, perché con le problematiche lavoreremo con lo staff per cercare di non farle risuccedere. Un'ultima domanda, in vista di Trapani, qual è l'aspetto su cui vuoi lavorare? Maggiormente, ovviamente. Guarda, il Trapani è una squadra, ti parlavo di un roster comunque che mi ha bene impressionato come Nardò, ho già visto qualcosina di Trapani, sono un roster lunghissimo, con tantissimi giocatori che poi hanno anche la capacità di tirar fuori con l'1 contro 1 un canestro che non ti aspetti. È normale, vedendo il roster come è stato costruito, tantissimi giocatori erano le prime punte di determinate squadre, quindi sarà una partita dove dal punto di vista difensivo dobbiamo fare meglio, perché oggi comunque, ti ripeto, troppe palle perse. Se fai tutte queste palle perse con una squadra come Nardò, e probabilmente a maggior ragione come Trapani, ti condanni, e dobbiamo sicuramente ancora un po' trovare degli equilibri in attacco, perché oggi abbiamo fatto poco canestro, lo guardavo, abbiamo tirato col 16% da 3 punti, onestamente difficile pensare di vincere una partita facendo 57 punti. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.